presidio fisso, a dirlo la consigliera comunale nota come Lady Pickpocket, Monica Poli, all'indomani dell'aggressione subita da due commesse del negozio di Arrigo Cipriani. Basta aggressioni al personale sanitario. Dall'ospedale di Mestre parte la campagna di sensibilizzazione lanciata dalla CGIL rivolta ai cittadini. Continuano le indagini dei carabinieri per trovare il giovane che ha lanciato una bottiglietta con l'acido contro la 32enne mestrina a Scorzè, provocando le varie ustioni sul corpo. Fondamentali i ricordi della giovane donna. Valore per un presidente di commissione durante gli esami di maturità a Mestre. La denuncia dell'associazione ANIEF Veneto: le scuole non sono più adatte a fronteggiare il caldo estremo, servono interventi urgenti. Oltre 15.000 euro di sanzioni tra violazione della navigazione e commercio abusivo nel bilancio dei controlli straordinari effettuati al nucleo natanti dei Carabinieri di Venezia. Una giornata da artisti alla residenza Francescondi Portogruaro. Gli anziani hanno dipinto con lo stile ideato da Jackson Pollock a ritmo di musica. Il telegiornale di Venezia, buonasera e ben ritrovati a tutti voi telespettatori. Questi i titoli. Rilanciamo però come sempre il sondaggio che vedrà il suo esito questa sera a Ringa a partire dalle 20:45 con Christian Arboiti, che riguarda come sempre la politica. Giorgia Meloni lancia la sfida per il Quirinale, dice che è giunto il momento di avere un capo dello Stato non di centrosinistra ed è bufera politica, le opposizioni vanno all'attacco. Matteo Renzi dice che la Giorgia Meloni vuole il Quirinale per sé o per un suo fedelissimo. Sullo sfondo lo scontro sulla nuova legge elettorale. Allora vi chiediamo, Quirinale, è l'ora di un presidente di destra? Sì, 0422 162 6691 oppure no, 0422 162 6690. Come sempre ricordatevi, la chiamata è gratuita, se trovate il numero occupato è giusto che sia così, il sistema registra con lo squillo una delle due opzioni, quindi la vostra scelta non verrà persa ma verrà subito registrata dal sistema. E dunque continuate con le vostre chiamate, che sono già tante, anche dopo il telegiornale, anche nella prima parte di Ring, e poi come sempre l'esito per capire cosa avrete scelto tra le due opzioni. Invoca un presidio fisso Monica Poli, consigliera comunale di recente, passata al gruppo misto, è nota a tutti come Lady Pickpocket, e lo invoca per una zona particolare all'indomani dell'aggressione subita da due commesse del negozio di Arrigo Cipriani, aggredite da 6 borseggiatrici, e tanto da spingere ad affiggere un cartello molto particolare all'esterno del negozio. Le luci sono accese ma il negozio è chiuso per aggressione. Questo dopo che la manager e una commessa della bottega di Arrigo sono state aggredite fisicamente e verbalmente da 6 borseggiatrici. Pugni, calci, bottigliate, sono state colpite anche con l'ombrello ed entrambe finite all'ospedale. La commessa con un dente rotto e un dito fratturato, la manager con una caviglia gonfia, contusioni di vario genere e un braccio dolorante. Tutto perché dopo settimane che le borseggiatrici passavano in Calle Barcaroli, zona Frezzaria San Marco, dove c'è il nuovo negozio di Cipriani, borseggiando i turisti, le due dipendenti avvisavano le clienti di chiudere bene la borsa. Comportamento che le borseggiatrici non hanno gradito e dopo varie minacce anche di morte sono passate alle mani. Chiudere l'attività per diversi giorni è un segno di protesta per una situazione ormai fuori controllo. Nessuno in zona vuole parlare, tutti hanno paura e non è la prima volta che un commerciante viene preso di mira solo perché osa ostacolare l'attività di queste persone, che sono sempre più aggressive, come evidenzia chi li conosce bene e gli dà la caccia quotidianamente. Loro ti offendono, ti minacciano di morte se le guardi, ma soprattutto anche le persone anziane si mettono attorno e gli augurano la morte, e poi alzano le mani. Sanno benissimo che sono tutelate, e questa è la verità, perché all'interno di questa banda di borseggiatrici, perché diciamolo, non sono tantissime rispetto all'altro anno, ma lavorano come fossero il numero dell'anno precedente, quindi sono 10, lavorano per 30. C'è una, che è stata coinvolta nella max inchiesta del nucleo investigativo dei Carabinieri ed è qui libera a rubare. Poi ci sono gli uomini. Ne sono arrivati tantissimi, ne sono arrivati tanti, sono troppi.
e prendono d'assalto Piazzale Roma. Ecco, noi è un paio di giorni che siamo a Piazzale Roma. Ok, l'altra sera ne abbiamo contati 17, sono tanti. E ieri sera lo stesso, ieri sera anche erano davanti ai pontili, come sempre, davanti ai pontili di Piazzale Roma. Abbiamo subito allertato le forze dell'ordine che prontamente sono arrivate, pochissimi minuti, però sappiamo benissimo che se arrivano in divisa loro scappano. La richiesta di Poli è sempre la stessa. Presidi fissi perché almeno loro se ne vanno e questo non ne sono certa, però sono troppi in questo momento. Dalla violenza delle borseggiatrici alle aggressioni costanti ormai al personale sanitario, dall'ospedale di Mestre parte la campagna di sensibilizzazione lanciata dalla CGIL e rivolta ai cittadini. Oltre 3.000 aggressioni al personale che si cura degli altri, al personale della salute. 900 di queste sono aggressioni fisiche. È giunto il momento di dire basta. Rispetto per chi si cura delle persone, rispetto per i lavoratori tutti. I numeri del libro bianco del sistema sociosanitario regionale del Veneto parlano chiaro. Per questo parte dall'ospedale di Mestre la campagna di sensibilizzazione lanciata dalla CGIL contro le aggressioni al personale sanitario. Un'iniziativa rivolta a cittadini, utenti dei servizi sanitari e istituzioni per contrastare un fenomeno che continua a colpire con crescente frequenza lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica. Chiediamo alle cittadine e ai cittadini di schierarsi con loro, di sostenerli, di avere chiaro che sono loro che garantiscono la nostra salute. Senza di loro il sistema sanitario andrebbe in crisi e per questo non solo non vanno aggrediti, ma vanno tutti i giorni sostenuti e aiutati nel loro delicatissimo lavoro. Per questo il sindacato continuerà a promuovere iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e tutela affinché nessun lavoratore debba più considerare l'aggressione verbale o fisica come un rischio normale del proprio lavoro. Oltre 15.000 euro di sanzioni tra violazione alla navigazione e commercio abusivo nel bilancio dei controlli straordinari effettuati dal nucleo natanti dei Carabinieri di Venezia. Multa da 800 euro per 5 conducenti di imbarcazioni per infrazione al codice della nautica da diporto, mentre un altro è stato sanzionato per oltre 4.800 euro perché sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica. In riva degli Schiavoni, inoltre, 2 venditori ambulanti abusivi sono stati multati per oltre 10.000 euro con il sequestro di circa 475 accessori tra braccialetti, cinture e statuine in legno. Nel corso del servizio identificate 60 persone e controllate 40 imbarcazioni. Lasciamo il centro storico di Venezia e torniamo a Scorsese. Continuano le indagini dei carabinieri per trovare il giovane che ha lanciato una bottiglietta di acido contro la 32enne mestrina, provocandole varie ustioni su tutto il corpo. Fondamentali i ricordi della giovane donna. È stata nuovamente ascoltata dai carabinieri. La 32enne è ricoverata al centro Grandi Ustionati di Padova dopo che un ragazzo le ha lanciato dell'acido addosso mentre lei andava a trovare i suoi genitori, provocando le ustioni su parte del volto e del torace. La sua testimonianza è fondamentale per trovare quel ragazzo non molto alto con la carnagione olivastra e che la sera dell'agguato, secondo le testimonianze, indossava un cappello. Alla 32enne è stato chiesto di mettere insieme ogni dettaglio possibile, anche minimo, di quella sera, oltre che della sua vita e delle sue frequentazioni, per capire se qualcuno possa avercela con lei per qualche motivo, al punto da volerle fare del male lanciandole dell'acido. I carabinieri stanno anche esaminando il suo cellulare. Il caldo estremo di questi giorni. Domani c'è l'allerta gialla per temporali dal pomeriggio sera, ma c'è un'allerta gialla, e questo è il paradosso di questi giorni, anche per il caldo intenso che resta forte. Una tregua probabilmente da giovedì, ma poi ripartirà il caldo intenso, che ha portato a un malore di un presidente di commissione durante gli esami di maturità a Mestre. Allora l'associazione ANIEF Veneto, che riunisce insegnanti e formatori, torna sul piede di guerra e attacca: le scuole non sono più adatte a fronteggiare il caldo estremo, servono interventi urgenti. Sentiamo le parole del vicepresidente veneto dell'associazione, Alberto Ruggin. Visto è successo quello che non avremmo mai voluto accadesse. In una scuola di Mestre un presidente di commissione è stato male
è svenuto. Queste scuole non possono più accogliere esami di maturità, collegi docenti, riunioni con queste temperature estreme. Noi continuiamo a dirlo, ci vogliono veramente interventi urgenti, aria condizionata, ventilatori, perché non è possibile continuare a lavorare dentro queste strutture. Chi parla di aprire le scuole d'estate per magari rimpiazzare i bambini e i ragazzi non sa di che cosa parla, probabilmente perché non è mai entrato in una scuola. Queste scuole ormai sono dei veri e propri forni, perché sono strutture spesso totalmente inadeguate. E a proposito di caldo, c'è chi combatte il cambiamento climatico, resiste meglio dire al cambiamento climatico con più verde e meno asfalto attraverso la depavimentazione. Fenomeni di caldo intenso e con giornate torride non sono più un'emergenza ambientale nelle nostre città, ma sono una realtà quotidiana che ci troviamo a dover affrontare da qui ai prossimi anni. Approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di San Donà di Piave la mozione presentata dall'opposizione sulla depavimentazione e la naturalizzazione cittadina. Questo significa ridurre le superfici asfaltate e aumentare gli spazi verdi per migliorare la qualità dell'ambiente urbano. Mappare tutte quelle che sono le aree cementificate in eccesso e rimuovere progressivamente superfici che sono dure e calde per lasciare la terra respirare, e successivamente inoltre sarà possibile pianificare, riqualificare o progettare delle aree e degli spazi pubblici che siano pensate innanzitutto con superfici drenanti che possano dare ombra alla popolazione, rispondendo anche a quello che potrà essere un successivo piano del fresco. Uno degli interventi più significativi è già previsto nella zona industriale di via Kennedy. Il piano prevede la riqualificazione della viabilità con la realizzazione di isole verdi, una pista ciclopedonale, postazioni per la ricarica di veicoli elettrici, nuovi parcheggi per persone con disabilità e un miglioramento dell'illuminazione pubblica. Una strategia che, sottolinea il consigliere, non richiede necessariamente grandi investimenti economici, ma può essere attuata progressivamente attraverso interventi mirati e sostenibili nel tempo, con l'obiettivo di costruire una città più verde, resiliente e capace di affrontare le sfide ambientali dei prossimi anni. Di nuovo la cronaca a pochi passi da Mestre, nella vicina Mogliano, una Mogliano che non trova pace in questi giorni. Abbiamo raccontato di diversi atti di violenza, l'ultimo nella tarda serata di ieri, addirittura 2 risse in pieno centro e in pochi minuti. Purtroppo anche ieri sera altra rissa qui a Mogliano, proprio in piazza. Queste risse, queste colluttazioni non devono assolutamente avvenire e non possiamo accettarle. Notte di violenza nel centro di Mogliano Veneto. Il primo episodio si è verificato poco distante da Piazza Caduti, dove un ragazzo egiziano di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito da un gruppo di persone. È stato lui a dare l'allarme. Soccorso dal SUEM 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Treviso con ferite giudicate guaribili in alcuni giorni. Gli aggressori, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbero un moldavo di 34 anni, un albanese di 32 e 2 donne italiane di 25 e 28 anni, tutti in evidente stato di alterazione alcolica. Pochi minuti dopo, lo stesso gruppo si è spostato in Piazza Caduti, dove è scoppiata una seconda rissa, questa volta con una cittadina cubana di 38 anni e un italiano di 67. Anche loro hanno riportato lesioni lievi e insieme agli altri partecipanti sono stati denunciati a piede libero per rissa. Un nuovo episodio che riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza a Mogliano Veneto. Guarda caso anche questa volta sono coinvolti degli stranieri e residenti qui a Mogliano. Fortunatamente le forze dell'ordine sono intervenute subito. Dopo le mie richieste c'è stato un potenziamento qui a Mogliano, il numero di pattuglie è aumentato. Secondo il racconto di un testimone, gli scontri sarebbero proseguiti anche dopo l'arrivo della prima pattuglia dei carabinieri. La situazione sarebbe stata talmente concitata da rendere necessario l'invio di ulteriori militari per riportare la calma. C'erano 2 ragazze che hanno cominciato a battibeccare, e passando una pattuglia dei carabinieri, una delle 2 la ferma. In quelle sono intervenuti anche 2 uomini, uno di questi aveva anche un cane, e da lì è partita la rissa.
con i carabinieri presenti. Però poi i carabinieri hanno chiamato delle altre pattuglie. Sono arrivate delle altre pattuglie e gli si è tranquillizzata la vicenda. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona saranno ora analizzate per chiarire nel dettaglio quanto accaduto e accertare le singole responsabilità. Il tema dei comuni del Veneto orientale che guardano al vicino Friuli Venezia Giulia con tutti i vantaggi di un possibile trasferimento. Ebbene, la Regione del Veneto ha istituito un tavolo permanente dedicato ai comuni del Veneto orientale confinanti con il Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di affrontare in modo strutturato le criticità dei territori di confine. Il nuovo organismo proposto dall'assessore agli enti locali Marco Zecchinato favorirà un confronto costante tra regione, sindaci e istituzioni competenti. Al centro dei lavori ci saranno temi come sanità, welfare, infrastrutture, trasporti, sviluppo economico, agricoltura e turismo. Il tavolo sarà presieduto dal Presidente della Regione Alberto Stefani o da un suo delegato e coinvolgerà anche le strutture regionali e i rappresentanti del territorio. Un'iniziativa che nasce dal dialogo con gli amministratori locali e punta a individuare soluzioni condivise per migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare la capacità amministrativa dei comuni e anche ovviamente per evitare proprio la fuga verso il Friuli Venezia Giulia. La sanità adesso, e parliamo di case di riposo con rette sempre più alte e lunghe liste d'attesa. In Veneto la provincia di Venezia è la seconda peggiore dopo Padova. Sono circa 1500 le famiglie che nella provincia di Venezia attendono un posto in una casa di riposo ogni anno. È evidente che questo è un dato drammatico e di fatti è il secondo dato peggiore di tutto il Veneto. Circa 2000 gli anziani che nella provincia di Venezia attendono un posto in RSA in un Veneto che ne conta più di 9000. La provincia solo seconda a Padova, con quasi 3000 persone che attendono un posto in una casa di riposo. A pesare sulle vite delle famiglie o sugli stessi anziani, le rette. C'è un altro dato allarmante che riguarda l'Ulstra Serenissima. Abbiamo le rette più alte di tutto il Veneto. 1.800 euro per coloro che ottengono il contributo regionale, per arrivare a 3.000 euro per chi invece non lo ottiene. L'appello della consigliera regionale che intende portare la questione sul tavolo del Presidente. Chiederemo in Regione un impegno maggiore sia per i posti nelle case di riposo, ma anche per quanto riguarda ovviamente delle rette che sono assolutamente insostenibili. Ci chiediamo però dove sia stato il Comune e l'assessore Venturini, oggi sindaco, che si è occupato per 11 anni di sociale e di sanità proprio per il Comune di Venezia. E adesso il turismo a Cavallino Tre Porti, la riqualificazione dell'area di Cassavio, ufficialmente aperta la nuova area di sosta camper. 34 piazzole attrezzate dedicate alla sosta temporanea a pagamento di van e camper con la possibilità di rimanere nelle stazioni per 48 ore. Prende vita così l'area sosta di Cassavio dopo l'intervento di riqualificazione che ha richiesto l'impiego di circa €500.000 proveniente dalle casse comunali. Una risposta concreta, fanno sapere dal Comune di Cavallino, alla necessità di regolamentare la presenza dei mezzi itineranti sul territorio, promuovendo anche un modello di turismo sostenibile, ordinato e rispettoso della comunità. Che è stato un tema e un luogo che ha subito molti lavori da parte del Comune proprio per il passato che lo stesso posto aveva, e oggi con soddisfazione possiamo dire di essere operativi. L'area è dotata di principali servizi: carico e scarico acque, colonnine per la ricarica elettrica, raccolta differenziata e sistemi di videosorveglianza. Ammessi anche animali domestici, mentre non sarà consentita l'attività di campeggio con il divieto di barbecue, fuochi, tende e verande. Da quando il Comune è entrato in possesso dell'area, lo stato di degrado ha reso necessario tutta una serie di interventi sia dal punto di vista delle infrastrutture sia dal punto di vista ambientale. L'investimento è stato proprio questo, quello di consegnare un'area riqualificata, sicura dal punto di vista degli impianti, ma anche ambientalmente riqualificata, sostituendo le alberature ammalorate con nuove piantumazioni. Soluzione di sicurezza, un introito e un'area curata. Si chiama action painting, la rivoluzione pittorica del Novecento di Jackson Pollock, l'artista americano Jackson Pollock. Si sono ispirati all'action painting di Jackson Pollock gli anziani e le anziane ospiti della residenza Francescon di Portogruaro. Per loro una giornata d'artisti a ritmo di musica, guardate.
La musica, la danza e il colore come strumenti di libertà ed emancipazione. Alla residenza Francescon a Portogruaro alcuni ospiti per un pomeriggio sono diventati artisti. La loro tela, un lenzuolo bianco, il colore usato per esprimersi a tempo di musica. Un gruppo di nostri anziani ha potuto sperimentarsi e diventare artista, ha potuto esprimere se stesso a ritmo di musica, in libertà, e ha potuto usare una parte del corpo che di solito non è quasi consentita, no? E quindi loro attraverso i piedi, attraverso la danza, attraverso la libertà di muovere le loro mani con un pennello, hanno potuto creare, diventare artisti e hanno avuto la possibilità di sperimentarsi. La finalità di questo progetto è mettere le persone di questo tipo nelle condizioni migliori e di fare stare 10 minuti, un quarto d'ora a contatto con i colori, e questo ci fa molto bene. Abbiamo voluto un po' cambiare l'idea e la visione che c'è generica di una casa di riposo, che non è più quella dove tu vai a finire la tua vita, ma è quella che apre e crea una nuova vita, un nuovo periodo dell'esistenza. Utilizzare l'arte nel settore degli anziani, soprattutto con anziani che hanno una compromissione magari cognitiva importante, permette loro di liberarsi, di uscire dai vincoli che la malattia gli impone. Adesso c'è il meteo e poi il telegiornale di Treviso.